Gaetano Galvagno è il nuovo presidente del Parlamento siciliano, l'emozione dei familiari. Vasta operazione della polizia anche in Sicilia. A Porto Empedocle iniziativa nel nome dello scrittore. Manifestazioni al Liceo Leonardo e all'Istituto Sciascia. Per la CGIL con il ponte serve anche il lavoro. Buongiorno da TVA Notizie. Apertura dedicata alla seduta dell'ARS che ha eletto il nuovo presidente Gaetano Galvagno di Fratelli d'Italia. Il servizio di Arturo Cantella e poi le interviste. È Gaetano Galvagno, deputato di Fratelli d'Italia di anni 37, il nuovo presidente dell'Assemblea regionale siciliana. La sua elezione è avvenuta a Sala d'Ercole, dove l'Aula si è riunita per la prima volta dopo le elezioni del 25 settembre. Gaetano Galvagno è stato eletto alla seconda chiamata e ha dichiarato: grazie a voi l'ARS ha eletto il presidente più giovane della storia, un primato che è motivo di grande emozione e responsabilità, un grande onore a cui mi auguro di essere degno. Queste le prime parole del Gaetano Galvagno parlando al Parlamento siciliano subito dopo essere stato eletto. Galvagno! Sicuramente un grandissimo senso di responsabilità, abbiamo tantissimo da lavorare nell'interesse della Sicilia e dei siciliani. Questi 5 anni non possono essere gli anni delle passerelle, ma devono essere certamente gli anni dei fatti e delle risposte. Si evidenzia perciò una spaccatura all'interno di Forza Italia. Infatti nella mattinata l'uscente presidente Gianfranco Miccichè aveva annunciato che non l'avrebbe votato Galvagno alle prime 2 votazioni per via di un disaccordo sulla nomina del futuro assessore alla sanità. Presidente, come cominciamo questa legislatura? Tocca ad altri cominciare, cioè io guardo, io sto a guardare quello che succede e come ho già dichiarato, visto che questa maggioranza ha ritenuto che io potessi essere dannoso e non utile, sarò tranquillo, mi farò i fatti miei, non mi sento di fare parte di questa maggioranza, quindi come dire, voterò secondo coscienza ogni singolo articolo, ogni singolo emendamento, ogni singola legge che verrà presentata. Io mi auguro comunque che vada bene, perché la Sicilia che ne ha bisogno, poi il problema non è di Miccichè, di Schifani o di altri, è la Sicilia che ha bisogno di un governo che funzioni, per cui faccio tutti i miei auguri e i migliori auguri davvero a Schifani e a tutta la sua squadra. Come dire, non ci credo, ma faccio i miei auguri sinceri a tutti. La questione presidente Ars, che lei lascia, una carica che lei ha, che lei lascia e che lascio, cioè che non mi riguarda, ecco, questo perché sia chiaro. Il nome più favorito qui vicino a noi è Gaetano Galvagno, giovanissimo. Dov'è? Che cosa Gaetano? Vuole dare qualche consiglio? Mi hanno magari chiesto per la presidenza dell'Ars, ho detto io non sono in corso. E sono peraltro, e sono contento, anche dove Giorgio? Giorgio. Sì. Ci sono delle persone che hanno un valore intrinseco. Io ieri ho parlato con Gaetano e gli ho detto: io, siccome mi hanno buttato fuori dalla maggioranza, non ti posso votare, ma sono esagerato. Come esagerato? Cosa proseguirà del lavoro del presidente Miccichè qualora lei fosse eletto presidente oggi? Intanto pensiamo all'elezione, poi vediamo quello che dobbiamo fare. Per ora pensiamo all'elezione. Io ho già detto a Gaetano che proprio per un fatto in cui lui non c'entra niente, io oggi non lo potrò votare, ma se gli manca un voto domani o la seconda, quella che è la terza elezione, il mio ci sarà sicuramente per lui. Per cui io, ma per un rapporto politico o per un rapporto personale? Assolutamente personale. Che governo sarà? Che legislatura sarà la 18ª? Saranno 5 anni assolutamente importanti, saranno 5 anni del PNRR, saranno i 5 anni, immaginiamo, della ripresa economica e degli investimenti. Abbiamo la fortuna e l'opportunità di avere un governo nazionale e regionale che hanno lo stesso colore politico, quindi quest'anno certamente non sarà l'anno delle passerelle, delle sfilate, ma saranno gli anni delle risposte e dei fatti. Questa è la nostra missione. Qual è la priorità del vostro governo?
i primi problemi da affrontare? Le priorità del governo dovremmo chiedere al Presidente della Regione. Certamente c'è il caro bollette, certamente ci sono delle questioni che vanno assolutamente risolte in tempi utili. Non ci sarà più la scusa di rimandare a qualcun altro le proprie responsabilità, perché oggi siamo tutti dello stesso colore, quindi i problemi che ci sono a livello nazionale e a livello regionale, con un dialogo che certamente ci sarà tra i due governi, saranno sicuramente risposte per tutti i cittadini. L'elezione è avvenuta così grazie al soccorso dei parlamentari di De Luca. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo suo ritorno? Andrà a fare opposizione? Facciamo quello che ci hanno assegnato i siciliani, ovviamente. Come lo farà? Lo faremo con coscienza ma in modo anche costruttivo. Noi siamo degli amministratori, non siamo gente che abbaia alla luna e basta, quindi siamo abituati ad amministrare, quindi la nostra opposizione non è finalizzata a tendere la mano col piattino come magari per avere qualche strapuntino. Quali devono essere le priorità di questo governo secondo lei? Intanto quello di prendere le risorse che il buon Musumeci non ha speso per metterle subito in circolazione, e soprattutto per quanto riguarda il tema delle energie. Abbiamo noi un dipartimento che non ha speso le risorse, circa 700 milioni di euro fermi, è arrivato il momento di fare un'operazione straordinaria sul piano energetico. Questa è già una delle prime cose. Poi è ovvio che l'organizzazione della regione va rivista, qui ci sarà un'impronta, mi auguro, da parte del nuovo governo sulla quale ci potremo confrontare. Noi fra qualche settimana definiremo anche la nostra giunta e di conseguenza ci confronteremo con i nostri assessori e con gli assessori, speriamo che arrivino presto, anche del governo del buon Schifani. Sull'elezione del Presidente dell'ARS, su Maumori del centrodestra, lei che dice? Mi verrebbe da dire cazzi loro, non lo voglio dire, nel senso che sono problemi loro, noi assistiamo semplicemente da spettatori, hanno una maggioranza bulgara, quindi sono sicuro che risolveranno i loro problemi. Il tema degli strapuntini credo che lo stanno trattando, per cui una cosa che mi auguro comunque, questo sì, siccome io non sono per ora in grande forma, quello che comunque mi auguro è che oggi la partita si chiuda, quindi non vorrei passare un'altra giornata qui, e quindi siccome per me per ora prevale la salute rispetto a tutti i riti bizantini che ci possono essere in questo palazzo, quindi faremo di tutto, speriamo, anche pregheremo affinché oggi comunque si chiuda la partita. Il presidente Renato Schifani, al termine della votazione di Galvagno, ha dichiarato ai giornalisti che la maggioranza esce così rafforzata, raccogliendo ulteriori voti rispetto a quella di partenza. Non posso escludere che ci sia stato magari anche qualche voto della maggioranza, probabilmente qualche singolo voto che sia mancato e qualche voto che sia arrivato dall'opposizione, ma questo fa parte fisiologico della democrazia parlamentare. Io ho sempre detto che il mio sarà un governo aperto al confronto con le opposizioni, avranno porte aperte, il confronto dialettico costruttivo da parte mia non mancherà mai. Non ci sono pregiudiziali nei confronti dell'opposizione, anzi spesso li ascolterò per arricchire quelle che sono le mie valutazioni, a volte anche accogliendole, nessuna preclusione. Sarà un governo, voglio dire, tendente al dialogo, ma non soltanto di facciata, ma anche di sostanza, e questo spero abbia potuto determinare magari alcuni colleghi dell'opposizione a dare fiducia a questa mia sfida. Noi mercoledì ci sarà il giuramento degli assessori, la giunta tra il fine settimana e lunedì sarà presentata per poi votare mercoledì. Quindi i tempi sono scanditi, ormai sono perentori, ce li siamo dati. Occorreva partire e siamo partiti. Ha sciolto il rebus sulla donna tecnica per guidare la sanità? Si sono fatte tante ipotesi, comunque lo stato attuale sono fortemente concentrato su una figura che credo rivesta le caratteristiche per poter avere questo ruolo, la dottoressa Giovanna Volo, che è stata manager della sanità, riconosciuta e apprezzata da tutto il mondo della sanità pubblica, e quindi credo che possa dare un grosso contributo al nostro governo. Una persona che non ha mai fatto politica, una manager competente, credo che possa dare una forte spinta
a quello che sono i temi delicati della sanità pubblica, cioè liste d'attesa, aree d'emergenza, attenzione anche a quell'aspetto privato delle diagnostiche strumentali che potrebbero, se finanziati, ridurre le liste d'attesa degli ospedali pubblici. L'ho sentita, ci siamo confrontati e devo dire che ho trovato grande competenza, ma questo l'ho convinto, ma anche grande disponibilità a rivedere alcuni temi. Non voglio che nella sanità ci siano scontri tra pubblico e privato, devono integrarsi tra di loro, così come è avvenuto giorni fa quando a Palazzo Orleans ho presentato un contratto vinto con una gara pubblica tra l'ospedale civico e il Policlinico San Donato per l'attivazione della cardiochirurgia infantile, che partirà. Anche lì è un matrimonio tra pubblico e privato. Non ci devono mai essere steccati quando si parla della salute dei cittadini. Sentiamo ora il parere di un rappresentante dell'opposizione del Partito Democratico. Onorevole Barbagallo, la seduta è appena cominciata, da parte vostra, insomma, il PD che cosa farà in questa legislatura? Intanto una grande emozione, una legislatura che inizia come era finita, con un centrodestra, come abbiamo visto nelle cronache degli ultimi giorni, sempre più litigioso. Abbiamo sentito parlare nelle ultime settimane soltanto di un'insopportabile corsa alla poltrona, soltanto di giochi di potere e posti al sole. Vorremmo iniziare a parlare da subito invece dei problemi della Sicilia, dal tema dei rifiuti a un'acqua pubblica che certamente non può essere sottoposta alle ombre della privatizzazione, alla riforma che riguarda il personale della pubblica amministrazione, i forestali, i temi in sospesi che riguardano le tantissime impugnative che la scorsa legislatura ci ha lasciato. Quindi speriamo di partire col piede giusto. Il Partito Democratico darà un contributo fermo, deciso in termini di opposizione, ma sarà un'opposizione nell'esclusivo interesse dei siciliani, e a partire dal tema dei rifiuti e dagli altri temi caldi che verranno in ARS nelle prossime settimane, comprese le disposizioni relative all'esercizio provvisorio, al bilancio, daremo un contributo nell'interesse dei siciliani. Come vedete i malumori all'interno del centrodestra? Ma niente di nuovo dal fronte. Io noto che questo centrodestra siciliano, anzi questa destra-centro, rispetto a quello che accade in altre regioni, è una destra che, come dire, non ha neanche un ricambio generazionale. Tra i banchi della maggioranza oggi abbiamo visto le solite facce, i soliti noti, i soliti uomini che questa destra, il centrodestra, come dire, ripropongono alla Sicilia da circa 40 anni. Il Partito Democratico oggi è il gruppo parlamentare più fresco, con i maggiori innesti, non soltanto con l'età media più giovane, ma anche con un buon numero di forze fresche, sindaci, giovani amministratori che siamo convinti daranno un contributo importante. Vi siete parlati con 5 Stelle e De Luca? Sì, ci siamo parlati. Ieri c'è stata una riunione fra le delegazioni dei partiti per condividere nei limiti del possibile una strategia di opposizione a partire dal primo giorno d'aula. Ovviamente parliamo con due opposizioni con cui non abbiamo condiviso un accordo di governo, quindi ci marcano delle distanze, ma con cui abbiamo l'ambizione di condividere una strategia di opposizione. E vediamo come hanno accolto l'elezione i familiari del neopresidente dell'ARS. Presenti 70, maggioranza 36, hanno ottenuto voti i deputati Galvagno 43, assenza 4, Chinnici, Catanzaro, Bottone, Barbagallo, Di Pasquale, Leazza, Spada, Venezia, Gennuso, Sabina, Giambola, Grepolici 1, schede bianche 11, schede nulle 0, astenuti 0. Risultato: proclamo eletto Presidente di questa Assemblea l'onorevole Gaetano Galvagno e dispongo la distruzione delle schede. Bottone. Sì. Non può entrare anche. No. Bottone 1. Le lacrime sono dovute al che il pensiero va a mio padre. 5 anni fa era qui e questa volta purtroppo causa Covid non è con noi. L'emozione, diciamo, è un'elezione a tutti gli effetti, quindi la stessa emozione che abbiamo vissuto sicuramente quando è stato rieletto. Chiaramente qui la posta in gioco era sicuramente più alta dell'elezione
per carità, dico, già la rielezione a deputato credo che era una cosa bellissima, ma andare a ricoprire a 37 anni la carica di presidente dell'ARS, oltretutto, dico, voi siete giornalisti quindi lo saprete meglio di me, è la prima volta che un deputato della provincia di Catania ricopra la carica. Ad oggi nessun deputato precedentemente aveva ricoperto la carica di presidente nella provincia di Catania. Grazie a voi. Assemblea sindacale della CGIL dei lavoratori del Tribunale di Agrigento, alla presenza del segretario nazionale Florinto Olivierio. Temi dell'assemblea sono stati la stabilizzazione dei nuovi funzionari del processo, stabilizzazione degli operatori giudiziari, applicazione del nuovo contratto di lavoro e mobilità interna. Storie di alternanza, un concorso della Camera di Commercio di Agrigento. Oggi al Museo Archeologico di Contrada San Nicola la premiazione. Arturo Cantella. Commissario Terme, allora un'iniziativa oggi qui fortemente voluta dalla Camera di Commercio verso le scuole che premia i migliori progetti di alternanza scuola-lavoro. Ecco i criteri anche della scelta di queste valutazioni e delle premiazioni che voi avete fatto. Sì, è stata un'ottima manifestazione, una manifestazione che facciamo ogni anno in collaborazione con le scuole della provincia e devo dire che sono stati presentati degli ottimi progetti. La giuria ha faticato a scegliere i premiati perché tutti erano validissimi. E appunto oltre alle esperienze che hanno fatto i ragazzi nell'azienda, sulla nave, alla Colimpetra, praticamente il filo conduttore è stato quello dell'inclusione sociale complessiva, infatti tutte e tre hanno avuto come filo conduttore anche l'inclusione di soggetti un po' diciamo un po' svantaggiati a cui hanno cercato di dare una mano e devo dire che sono stati raggiunti ottimi risultati. E naturalmente come se i premi andassero a tutti i partecipanti perché la giuria doveva scegliere. C'è da premiare e quindi ha dovuto fare una scelta. Però un plauso ai ragazzi, un plauso ai tutor e un plauso allo staff della Camera di Commercio, la dottoressa Pennino, Carmelo Consiglio, Antonella Zaccone, Cimino, che hanno fatto sì che questi progetti diciamo, andassero in una forma scorrevole. E quindi un complimento a tutti e la Camera di Commercio, per concludere, dico che è a disposizione per tutte le iniziative perché è un ente che ha a cuore lo sviluppo della provincia e quindi qualsiasi iniziativa noi siamo pronti a collaborare. Ecco, parliamo dell'iniziativa di oggi fatta dalla Camera di Commercio di Agrigento e con il vostro contributo. Assolutamente sì, è un'ottima esperienza, il coronamento di una serie di attività che da anni la Camera di Commercio promuove per queste attività appunto di competenze trasversali e di alternata scuola-lavoro. È un premio che è stato dato agli studenti, ai docenti, alle scuole che hanno organizzato questi percorsi in collaborazione con la Camera di Commercio e quindi che hanno appunto ottenuto queste gratificazioni. È per me un onore, così come per la mia dirigente, la dottoressa Maria Buffa, che i ragazzi delle nostre scuole abbiano raggiunto questi obiettivi e siamo assolutamente contenti e soddisfatti che il territorio risponde effettivamente a questo connubio, a questa sinergia positiva con le scuole. Nell'ambito dei progetti cos'è l'idea che è principalmente emersa e è stata sviluppata anche sia dalle scuole che dai ragazzi? Ho visto con tanto piacere che il fil rouge di questi progetti che ha collegato appunto queste tre esperienze è stato quello, oltre che alle esperienze effettive dei ragazzi presso appunto gli ambiti dove hanno svolto queste esperienze, il collegamento è stato importantissimo, interessantissimo, quello di inserire l'opportunità per ragazzi diversamente abili. In tutti e tre è nata appunto e ha collegato questa idea che è stata veramente positiva e che
ha prodotto degli ottimi risultati. Giuseppe Gugliotto, ADS dell'Istituto Archimede, oggi tra i premiati di questa iniziativa indetta dalla Camera di Commercio, l'alternanza scuola-lavoro. Voi siete stati tra i progetti, diciamo, selezionati e premiati. Sì, esattamente, siamo state una delle 3 scuole premiate. Questo progetto di storia e di alternanza che ha dato la possibilità ai nostri studenti di raccontare una bellissima storia che non è soltanto una storia di alternanza scuola-lavoro. I nostri ragazzi hanno vissuto su una nave da crociera Grimaldi, ma la storia, la bellissima storia, è una storia di inclusione. E in questo gruppo di alunni che ha partecipato a questo percorso di alternanza scuola-lavoro è presente perché un nostro studente, hanno partecipato classi terza, quarta e quinta, uno studente diversamente abile, e quindi abbiamo raccontato non tanto l'esperienza di lavoro, che è importantissima perché, come ben sappiamo, questi percorsi hanno la finalità di far raggiungere ai nostri studenti o di far acquisire quelle competenze poi spendibili nel mondo del lavoro, ma un'esperienza bellissima di inclusione. La nostra scuola in particolare è una scuola che ha uno sguardo particolare nei confronti di questi alunni che hanno dei bisogni speciali. Veniamo alla cronaca. Vasta operazione della polizia denominata Gotha contro la pirateria audiovisiva. In Sicilia interessate Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. Il servizio. Una vasta operazione della polizia contro la pirateria audiovisiva è stata disposta dalla Procura distrettuale di Catania. È attualmente in corso su tutto il territorio nazionale. I centri operativi sicurezza cibernetica della Polizia Postale stanno infatti eseguendo perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale nei confronti di appartenenti a un'associazione per delinquere di carattere transnazionale. L'operazione denominata Gotha ha fatto luce sul 70% di streaming illegali nazionali che coinvolge oltre 900.000 utenti con profitti di milioni di euro al mese. Le città interessate dalle perquisizioni sono Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brescia, Catania, Cosenza, Fermo, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Trapani, L'Aquila e Taranto. I dettagli saranno versati nel corso di una conferenza stampa al reparto mobile della Polizia di Catania. Appello degli architetti agrigentini al ministro Matteo Salvini sul codice dei contratti che rischia, secondo il presidente Rino Lamendola, di farci tornare indietro di 30 anni. Per Lamendola la bozza del provvedimento del governo Draghi all'esame del nuovo governo è il peggior provvedimento in materia di lavori pubblici. Iniziativa Porto Empedocle nel nome di Andrea Camilleri. Vediamo di che si tratta con Arturo Cantella. Sindaco, parliamo di questa iniziativa che l'Associazione Culturale Oltrevigata organizza a Porto Empedocle nell'ambito delle iniziative culturali che il Comune effettua. Sì, anche quest'anno, come gli altri anni, si ripete, grazie all'Associazione Oltrevigata, questa manifestazione che va dal 15 al 20 di novembre. Rispetto agli altri anni, quest'anno la manifestazione è stata organizzata in modo diverso, molto più articolata, infatti prevede workshop, prevede incontri e con la possibilità anche da parte dei ragazzi di confrontarsi su tutto quello che riguarda il mondo di Camilleri. Giorno 19, il giorno prima della fine della manifestazione, ci sarà l'annuncio dell'annullamento per quanto riguarda del francobollo dedicato ad Andrea Camilleri, un'iniziativa importantissima per questo Comune, vista l'importanza dell'evento, probabilmente aspettiamo che ci diano conferma forse della presenza della famiglia Camilleri
e che quest'anno ci ha dato il patrocinio e che insieme al Comune ha voluto collaborare, ha collaborato grazie anche all'Associazione Oltrevigata in questa manifestazione. Riteniamo che sia quest'anno un evento particolarmente importante, aspettiamo che la gente sicuramente interessata da questo punto di vista verrà a Porto Empedocle e sarà presente a questa iniziativa. Danilo Perruso, Associazione Oltrevigata, anche quest'anno questo appuntamento con la Fiera dei Libri che riguarda, diciamo, tantissime iniziative culturali, se li vuoi annunciare gentilmente. Sì, siamo qui dopo 3 anni di stop per il Covid e questo già è una gran bella notizia. Ricominciamo con la 9ª edizione. Che sarà del tutto dedicata ad Andrea Camilleri questa volta, infatti sarà una fiera assolutamente diversa dalle altre, non ci saranno presentazioni di libri, ma sarà caratterizzata da 2 appuntamenti importanti, il 19 e il 20. Il 19 ci sarà l'annullo filatelico che metteremo con le poste italiane in omaggio ad Andrea Camilleri e seguirà un dibattito con Enzo Alessi e Giuseppe Di Pasquale. La serata sarà condotta da Gabriello Amodei. Il 20 invece ci sarà un altro appuntamento dedicato non più al teatro ma alla fiction. Infatti ci sarà Angelo Russo, l'interprete dell'agente Catarella, insieme a Leonardo Marini, uno dei sceneggiatori proprio del commissario Montalbano, quindi della Palomar. La serata sarà condotta, e Giugiu Gramaglia, chiaramente il nostro Giugiu Gramaglia. La serata sarà condotta sempre da Gabriello Amodei. Saranno 2 serate interessanti, bellissime, ma saranno anche precedute dal taglio del nastro il 15 novembre, dove verranno inaugurate 3 mostre. Quella del maestro Lacagnina, che è tra l'altro il disegnatore del bozzetto dell'annullo filatelico e che ha già disegnato quello di Luigi Pirandello qualche anno fa sempre con noi. E poi ci sarà la mostra del liceo artistico Michelangelo Merisi Caravaggio di Agrigento e dell'Accademia delle Belle Arti di Agrigento, di Alfredo Prado e Zara Prado, esatto. Nuova Associazione Vigata organizza un evento culturale interessante, la Fiera del Libro, che riguarda non solo Camilleri ma altre iniziative culturali. Ne parliamo con il vice sindaco di Porto Empedocle. Sì, intanto ringraziamo l'Associazione Oltrevigata che per il 9º anno organizza la Fiera delle Associazioni Un Libro alla Volta, che per Porto Empedocle ormai è un appuntamento fisso. Dopo 2 anni di blocco dovuti al Covid si riparte alla grande con diverse giornate, con eventi che coinvolgeranno anche la scuola. Non ci sarà solo Camilleri ma ci sarà anche l'arte, avremo Michelangelo Lacagnina che sarà ospite con la sua mostra e che parlerà ai nostri ragazzi, quindi proprio alle scuole, facendo dei workshop adatti a loro. Vogliamo che questo appuntamento continui nel tempo, anzi possa crescere e diventare un appuntamento fisso non solo per Porto Empedocle ma per tutta la provincia. Martedì 15 novembre alle 11:30 ad Agrigento, presso il Bar dei Fiori al villaggio Mosè, verrà presentato il libro di Basilio Borgo dal titolo Uaddan, dedicato all'artista agrigentino Mario D'Alessandro, ideatore del famoso locale del Viale della Vittoria. Per l'occasione, dice Basilio Borgo, ricorderemo l'amico Alessandro Parisi, scomparso recentemente. A Casa San Filippo, sede del Parco Archeologico di Agrigento, manifestazione della società Dante Alighieri presieduta da Enza Ierna. Il servizio. Enza Ierna, Caleidoscopio delle emozioni, un'iniziativa della società Dante Alighieri che coinvolge tantissime personalità, non solo del mondo della cultura ma di tanti altri settori. Ecco, perché questa iniziativa e quali le finalità? Sì, la finalità è quella che stiamo concludendo un progetto che ha visto tra le varie tematiche anche quelle delle emozioni, perché siamo convinti che fanno parte della vita di tutti noi, sia quelle positive che quelle negative. Oggi le illustreranno relatori molto, diciamo, quotati in questo settore e in più le abbiamo uniti anche con la premiazione, il riconoscimento alle scuole che hanno partecipato
a un'iniziativa della Dante e anche a coloro i quali hanno vinto i 3 concorsi indetti, perché siamo convinti che anche essere vincitore di qualcosa, o meglio partecipare a qualcosa, è anche una grande emozione. Io ringrazio tutti quanti fanno parte di questo nostro progetto, perché è una collaborazione plurima, Museo Diocesano, Comune, Consorzio Universitario, Parco Archeologico, vari ordini professionali e anche l'UNESCO e diciamo quelli che hanno creduto all'inizio a questo progetto, perché quando c'è sinergia di interventi i risultati sono di gran lunga superiori. Padre Pontillo, Caleidoscopio delle Emozioni, ecco, lei partecipa a questa interessante iniziativa? Sì, come Arcidiocesi abbiamo siglato un partenariato con la società Dante Alighieri di Agrigento e già da diversi anni portiamo avanti una relazione con gli eventi culturali. In maniera particolare il Museo Diocesano, che oggi parteciperà attraverso la premiazione per una delle poesie che sarà premiata. Caleidoscopio delle Emozioni è un momento significativo, attraverso l'analisi delle emozioni siamo chiamati a vedere ciò che genera in noi il bello, ma credo che sia necessario anche valutare le emozioni negative, le leggerei più dal punto di vista sociale che il personale, mentre il bello che ci circonda ci lascia sorpresi e purtroppo tante volte il non bello che ci circonda non ci lascia rammaricati. Viviamo questa dicotomia, specialmente noi nel nostro territorio. Può essere l'occasione questa perché tutti gli operatori della cultura e quelli della scuola presenti oggi qui a questo momento di confronto possano maturare e portare con sé competenze da trasmettere in maniera particolare ai ragazzi nelle scuole e a tutti quelli che parteciperanno ai prossimi eventi culturali. Le emozioni sono positive e negative, facciamo in modo che ad Agrigento possano diventare tutte positive, una bellezza non più oltraggiata. Parlare di emozioni sicuramente è un fattore importante, molto delicato, e lei nella sua relazione parlava appunto di come la gente le racconta le emozioni. Sicuramente è esperienza mia professionale, ma credo che sia esperienza anche di tutti, che una problematica che riguarda le emozioni è una problematica che riguarda la persona, la personalità. Cioè, la maggior parte delle persone che vivono situazioni anche difficili, disastrose e situazioni comunque di ansia molto forte, proprio perché c'è questa incontrollabilità, questa incapacità anche di vedere, di gestire, di comprendere le proprie emozioni. Chiaramente tutto questo non è che solamente un fatto personale, perché le emozioni hanno anche un valore comunicativo e hanno anche un valore sociale, per cui voglio dire, è un insieme di situazioni che poi determinano quello che dal mio punto di vista è un malessere. E adesso la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Laboratorio di filosofia e conoscenza di sé al Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento con il docente universitario Salvatore Lobue. Arturo Cantella ha intervistato la preside Patrizia Pilato. Oggi al Liceo Leonardo, le giornate della filosofia, si discute con un grande professore di filosofia. Sì, questo pomeriggio nell'ambito della celebrazione della giornata mondiale della filosofia inauguriamo al Leonardo il laboratorio del pensiero. Si tratta di un percorso che vedrà impegnati i nostri studenti del biennio, unitamente ai loro genitori e agli insegnanti di lettere e di filosofia, per circa 7 incontri fino al termine dell'anno scolastico, che saranno curati dal professore Lobue, ordinario di poetica, estetica e retorica presso l'Università degli Studi di Palermo. Un percorso fortemente voluto dalla scuola per favorire l'approccio degli studenti del biennio allo studio della filosofia che incontreranno al terzo anno come materia curriculare, ma filosofia che in questo percorso verrà affrontata proprio come disciplina nobile che agevola lo sviluppo di un pensiero critico che è utile sia nello studio che nella vita, perché la filosofia è l'esercizio più mero e puro di libertà, è una disciplina che aiuta tutti quanti noi a vivere meglio la vita quotidiana, ci aiuta a sviluppare un pensiero e ad esporlo, ma soprattutto a condividere le idee anche degli altri e il pensiero degli altri.
Oggi nel pomeriggio l'incontro con i genitori. Sì, abbiamo fortemente voluto coinvolgere i genitori in questo percorso perché le lezioni affronteranno, gli incontri non sono lezioni, diciamo i racconti del professore Lobue affronteranno varie tematiche strettamente legate alla poesia e al rapporto della poesia con la filosofia, da Leopardi all'Iliade, parleremo di Mozart, c'è veramente un percorso eccezionale che abbiamo voluto condividere con i genitori perché innanzitutto crediamo fortemente nell'alleanza scuola-famiglia che serva a dare ai nostri giovani in un periodo di crisi come quello attuale lo strumento per poter vivere meglio e per poter affrontare meglio le difficoltà che purtroppo il periodo ci impone e impone loro. Il prossimo appuntamento quando sarà e con chi sarà? Il prossimo appuntamento sarà il 12 gennaio, sempre con il professore Lobue. Tutti gli incontri saranno curati dal professore Lobue e vedranno alternarsi gli alunni, gli studenti del biennio, quindi ci saranno, questa sera sono presente una rappresentanza delle seconde classi, poi ci saranno una rappresentanza delle prime classi e così via, sempre con i loro genitori. E ancora dal mondo della scuola per parlare di un progetto Erasmus all'Istituto Leonardo Sciascia. Ancora Arturo Cantella. Milena Siracusa, dirigente scolastica di Leonardo Sciascia. Allora, si è arrivati alla conclusione di questo interessante progetto che ha visto il coinvolgimento di ben 5 scuole, tra cui la vostra, ma altre provenienti dai paesi europei. Sì, siamo ad una tappa importante, non ci piace pensare che sia la conclusione della settimana, ma una tappa importante di giornate intensissime. I progetti di formazione internazionale rappresentano dei semi di democrazia e di pace che dobbiamo coltivare tra i giovani a partire da esperienze concrete di confronto, di giornate vissute insieme per studiare, per parlare di sostenibilità ambientale, per conoscere le bellezze del territorio e farle scoprire agli altri, per scoprire noi stessi sotto un'altra veste, i nostri alunni che durante queste giornate sono stati abilissimi nell'accoglienza, nel lavoro insieme agli altri. La scuola tutta è stata in movimento per questo importantissimo appuntamento, a partire dalle famiglie che hanno accolto nelle loro case i ragazzi stranieri, danesi, tedeschi, olandesi, per ospitarli nelle loro case e per fornire quel supporto logistico che era necessario anche durante gli spostamenti. Ma c'è una scuola in fermento, docenti, soprattutto i professori del Dipartimento di Lingua Straniera, personale di segreteria, personale collaboratore scolastico. È una comunità educante che continua a mantenere vivo un progetto di internazionalizzazione della scuola che intendiamo portare avanti raccogliendo i frutti buoni di questa settimana e riprogettando a partire dall'esperienza fatta, che sicuramente è da scrivere nel diario delle cose buone con il segno positivo, molto positivo, anche in ragione del fatto che abbiamo portato avanti questa esperienza dentro la scuola, che ha riorganizzato i suoi spazi per accogliere dei luoghi di lavoro per i ragazzi, ma soprattutto fuori dalla scuola, dove abbiamo avuto dei partner che hanno assieme a noi consentito ai ragazzi di affrontare il tema oggetto di studio e le questioni legate alla sostenibilità ambientale, offrendo un loro contributo in termini di strutture, ma soprattutto di risorse umane qualificate e professionali. Ecco, parliamo di questo progetto qui all'Istituto Leonardo, Look for a Better Place, che vede la presentazione di diverse scuole provenienti dall'Italia, dai Paesi Bassi, dalla Turchia, dalla Germania e dalla Danimarca. Questo progetto è nato qualche anno fa ed è un partenariato molto bello in cui gli studenti si incontrano e cercano di capire come gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile si traducono in pratica nella realtà locale, nelle varie realtà locali e nelle comunità locali. Visitano aziende, istituzioni, raccolgono informazioni sullo sviluppo sostenibile e poi creano dei prodotti digitali, dei video in cui promuovono queste realtà. Naturalmente i ragazzi vivono insieme questa esperienza in una maniera davvero esaltante, perché il loro incontro va oltre il lavoro sul progetto, ma condividono per una settimana culture diverse e modi di vivere diversi.
Abbiamo un rappresentante di una di queste scuole, se ce lo presenta. Sì, il mio collega, il professore Bart van der Linden, della scuola olandese Beck & Park Lyceum. Ecco, se ci dà un'impressione di questi giorni qui ad Agrigento. Yes, of course. Well, it's great. It's my first time in Il mio collega, il professore Bart van der Linden, ha apprezzato tantissimo non solo le bellezze di Agrigento, la Valle dei Templi, ma anche il modo in cui la Sicilia sta cercando di tradurre questi obiettivi dell'Agenda 2030 in qualche cosa di concreto, perché le realtà che abbiamo visitato in questi giorni sono state molto diverse tra di loro, ma tutte altrettanto interessanti. Quindi è stato bello, diciamo, unire la visita alle bellezze della nostra regione e della nostra città al lavoro concreto di capire e di studiare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Sono Giulia Fortunato dell'ITET Sciascia di Agrigento. È stata un'esperienza molto bella perché c'è stato questo scambio culturale, questo miscuglio sia di lingue che di tantissime esperienze, siamo cresciuti molto, abbiamo anche migliorato le nostre competenze nella lingua inglese per esempio, abbiamo conosciuto tante persone, abbiamo stretto tante amicizie e siamo arrivati alla conclusione del nostro progetto che è sia triste però anche bello perché abbiamo vissuto una bella settimana, molto una bella settimana. Per la CGIL di Messina il ponte sullo stretto non basta perché la vera emergenza è il lavoro. L'emergenza in questo momento si chiama lavoro, ci sono tanti disoccupati, Messina risulta essere la città siciliana con meno occupati di tutte. Noi dobbiamo fronteggiare questa emergenza soprattutto con le risorse che arriveranno dal PNRR, anche perché col caro bollette molte aziende stanno licenziando i lavoratori perché non ce la fanno a pagare il costo dell'energia che adesso è diventato veramente esorbitante. Abbiamo anche delle proposte da fare, ci aspettiamo che l'amministrazione comunale ma anche i vertici della provincia e della regione convochino i sindacati nei tavoli istituzionali perché le vertenze sono veramente tante, i lavoratori hanno bisogno di risposte, i cittadini e le cittadine hanno bisogno di risposte e noi ci aspettiamo da questa amministrazione un tavolo, una convocazione di un tavolo affinché noi possiamo mettere su quel tavolo le proposte che la CGIL ha, le proposte sono davvero tante perché oltre ovviamente alla critica, oltre alle manifestazioni, ai cortei così come abbiamo fatto nei giorni scorsi sul caro bollette abbiamo anche delle risposte e delle proposte per quanto riguarda il cambiamento della città, la visione che si ha della città da qui ai prossimi 20-30 anni. Lei ha parlato del lavoro che non c'è, si torna a discutere di ponte sullo stretto, è davvero quella la soluzione? Beh, secondo me al momento il ponte non è la priorità perché i cittadini in questo momento hanno bisogno di risposte immediate, risposte che non possono provenire dal ponte. Basta guardare tutte le infrastrutture che noi abbiamo sul territorio, le autostrade, le ferrovie, i ponti. Senza infrastrutture non ci può essere sviluppo. Io credo che soltanto con il ponte non si possono raggiungere questi obiettivi. Quindi al momento per noi la priorità non resta il ponte, la priorità sono quei 70.000 lavoratori dell'edilizia che negli ultimi 3 anni hanno perso il lavoro. Se veramente si mettessero in funzione tutte le risorse che sono arrivate col PNRR, in Sicilia ricordo che sono circa 50 miliardi di euro, noi non solo potremmo mettere in funzione tutte quelle serie di attività affinché queste persone vengano riassorbite, ma addirittura si potrebbe creare posti di lavoro, addirittura circa 30.000 posti di lavoro in tutta la Sicilia. Il caso Tandoi, una città allo specchio. È il titolo dell'incontro dibattito che si terrà domani alle 10 al Teatro Pirandello di Agrigento. Il caso Tandoi di Michele Guardì, lo ricordiamo, apre la nuova stagione del Pirandello. L'incontro di domani precede infatti l'interessante lavoro teatrale del regista agrigentino. Ad organizzare l'incontro dibattito l'Ordine degli Avvocati di Agrigento e l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci.